Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. 2 aggressioni nel giro di un paio di giorni in ospedali diversi a Palermo, al Civico e al Cervello. Ha agito la stessa famiglia. I sindacati, episodi gravissimi. Palermo tornano liberi alcuni fedelissimi di Messina Denaro per la scadenza dei termini di custodia. Ridotto in appello le pene inflitte in primo grado a numerosi esponenti del clan trapanese. Caltanissetta, a rischio l'impianto accusatorio della procura nei confronti dell'ex PM antimafia palermitano Gioacchino Natoli, è indagato per favoreggiamento a Cosa Nostra. Dopo la morte a Palagonia del 12enne scontratosi in monopattino con un'auto e nuovamente dibattito sulle regole di utilizzo del mezzo. A Catania pareri concordi, sì al casco, no al patentino. 2 arresti a Catania per il tentato omicidio del 2021 per questioni di eredità. La vittima accoltellata dai parenti a Picanello. Caltanissetta e polemica per l'installazione di serbatoi d'acqua in cemento, associazioni, cittadini e opposizione contro l'ordinanza del sindaco Tesauro, mentre in città si preparano nuove proteste. Critica la posizione degli ambientalisti sulle integrazioni fornite dalla società Stretto di Messina per la realizzazione del ponte, risolto il grave impatto ambientale. In oltre 600 pagine le loro osservazioni sul progetto. E poi il calcio, la vittoria contro l'Altamura ha alimentato l'entusiasmo in casa Catania. Da domani si pensa alla trasferta di Foggia, passaggio importante nel momento rossazzurro. Bentrovati, dunque, prima al Civico, poi al Cervello, 2 sanitari aggrediti in 2 ospedali diversi di Palermo dalla stessa famiglia. I sindacati, episodi gravissimi. Marco Gullà. 2 aggressioni nel giro di un paio di giorni in 2 ospedali diversi a Palermo sarebbero avvenuti per mano della stessa famiglia, un dato più che preoccupante evidenziato dal sindacato Nursind. Secondo la ricostruzione, una famiglia palermitana si è recata nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale dei bambini per alcuni problemi accusati dal figlio. Dopo aver visitato il piccolo, ai familiari è stata comunicata la necessità di ricoverarlo all'ospedale Cervello per l'indisponibilità di posti al Civico. I genitori del piccolo però inizialmente si sarebbero rifiutati, non gradendo la destinazione si sono recati autonomamente al Civico. Di fronte però all'impossibilità di trovare un posto letto, come era già stato spiegato dal medico del pronto soccorso, la mamma del piccolo sarebbe andata in escandescenza colpendo al volto un infermiere presente e rompendogli gli occhiali. Il piccolo è stato poi ricoverato all'ospedale Cervello in terapia intensiva neonatale e anche qui i familiari si sono resi protagonisti di un altro episodio di violenza aggredendo un'infermiera, sempre per futili motivi. Tutto questo, denuncia la segreteria provinciale del Nursind Palermo, dimostra che di fronte alle aggressioni negli ospedali esiste un senso di totale impunità che consente di portare avanti condotte violente. Scadono i termini custodia, tornano liberi gli uomini di Messina Denaro. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Palermo, che ha anche rivisto al ribasso le pene inflitte in primo grado a numerosi esponenti del clan trapanese. Orazio Longo. Pene ridotte e scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare, quanto ha deciso la Corte d'Appello di Palermo per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro, che nelle prossime ore torneranno liberi. La pronuncia è giunta su indicazione della Cassazione dopo che questa aveva annullato con rinvio la sentenza, rendendosi necessario un nuovo processo di appello, e dopo il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell'attività mafiosa e alcune ipotesi di estorsione. Tra coloro che beneficeranno degli sconti di pena ci sono Nicola Accardo di Partanna, detenuto al 41 bis, passato da 15 a 10 anni, e Vincenzo Lacascia di Campobello di Mazzara, il paese in cui si nascondeva Messina Denaro, che si è vista ridotta la pena a 9 anni e 8 mesi. Il processo, che si celebrava in abbreviato, nasce da una indagine della DDA di Palermo che coinvolgeva anche il cognato di Matteo Messina Denaro, Gaspare Como, che ha scelto il rito ordinario. Nell'inchiesta sono emersi, tra l'altro, l'interesse del clan per il settore delle scommesse online, oltre a diverse estorsioni e danneggiamenti. Il processo nasceva dal blitz Anno Zero del 2018, condotto da carabinieri del Ross
via e squadra mobile. Originariamente tra gli imputati c'era anche Rosario Allegra, marito di Giovanna Messina Denaro, sorella del boss latitante, morto in carcere. Il venir meno dell'aggravante in Cassazione ha imposto una riduzione della pena in appello che ha determinato la scadenza dei termini di custodia cautelare per 10 imputati. Rischia di crollare prima ancora di entrare nel vivo l'impianto accusatorio della procura di Caltanissetta nei confronti dell'ex PM antimafia palermitano Gioacchino Natoli, indagato per favoreggiamento a Cosa Nostra. Manlio Viola. Rischia di crollare prima ancora di entrare nel vivo l'impianto accusatorio della procura di Caltanissetta nei confronti dell'ex PM antimafia palermitano Gioacchino Natoli, indagato per favoreggiamento a Cosa Nostra. Fra gli elementi di accusa centrale ci sarebbe l'ordine di distruzione delle intercettazioni nell'inchiesta sull'imprenditore Antonino Buscemi accusato di mafia. L'ordine di distruzione è firmato proprio dal giudice Natoli e secondo l'accusa sarebbe la dimostrazione dell'intenzione di affossare l'inchiesta. L'indagine, che risale all'epoca di Mani Pulite e avviata dalla procura di Massa Carrara, venne trasferita a Palermo per competenza. Proprio le vicende di mafia e appalti, secondo una lettura dei misteri degli anni 90, sarebbero poi andate alla base del movente della strage Borsellino avvenuta il 19 luglio del 92. Secondo l'ipotesi accusatoria, tutto farebbe parte di un complesso piano guidato dallo scomparso procuratore Giammanco e dall'ex PM Giuseppe Pignatone, anche lui iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento aggravato. In questo contesto, Natoli avrebbe chiuso subito l'indagine su Antonino Buscemi e Francesco Bonura, due imprenditori accusati di mafia, limitando solo ad alcune utenze le intercettazioni per evitare che portassero a scoprire passaggi essenziali. Adesso però gli avvocati difensori contestano quella prova. L'ordine di distruzione sarebbe un modulo prestampato in uso in quegli anni alla procura di Palermo. Gli avvocati hanno trovato 62 ordini identici in altrettanti procedimenti. La distruzione di intercettazioni e brogliacci era dunque un uso comune per i casi archiviati o definiti con sentenza. La procura di Caltanissetta però ha ritrovato quelle intercettazioni perché nonostante l'ordine di istruzione sarebbero state invece conservate. Insulti razzisti nei suoi confronti durante la partita. L'attaccante della Ionica Santa Teresa, squadra messinese, bersaglio dei cori, si è seduto in mezzo al campo e si è rifiutato di continuare a giocare. Francesco Triolo. Una passeggiata il giorno dopo in centro a Messina per cercare di smaltire l'amarezza, la rabbia, la delusione nelle orecchie di Jairo Allegria, calciatore colombiano della Ionica di Santa Teresa. Ci sono però ancora quei cori, i bui, gli insulti ai tifosi del Città Diavola che lo apostrofavano in maniera razzista da 45 minuti durante la partita del campionato di eccellenza. Lui si è seduto in mezzo al campo e ha detto basta, sostenuto dai suoi compagni, alla società. Si sono fermati tutti, con l'arbitro costretto a sospendere la partita sul 3-0 per gli ospiti. He sentido qualcosa 20 minutos que ha iniciado la partida de cántico racista de la tifosi de la squadra rival. Che ti dicevano? Nero, me facevano bu como in canto de, non lo so, simio e questa cosa. Poi a un certo punto non ce l'hai fatta più? No, non me l'ha fatto più perché già erano assai, già si sentiva troppo. Intanto la tifosi nostra hanno chiesto che perché facevano questo, che già la partita praticamente era finita e non lo so perché. Ne hai parlato anche con l'arbitro? Sì, lui mi diceva che restavano 15 o 20 minuti che giocare, ma non me la faceva più. La cosa bella è che tutti i tuoi compagni poi sono stati con te. Sì, loro mi dicevano che si voleva continuare, che loro facevano lo che io volevo fare, che loro stavano con me. Una ragazza di 15 anni è stata soccorsa questo pomeriggio a Palermo dai poliziotti e dai sanitari del 118 dopo aver tentato il suicidio ingerendo psicofarmaci. Secondo una prima ricostruzione la giovane sarebbe stata vittima di stalking e proprio ieri, sempre a Palermo, un'altra liceale si è lanciata dal secondo piano della sua abitazione. Tra le ipotesi del gesto c'è quella del bullismo subito a scuola. A Palagonia, morto un dodicenne in un incidente stradale, viaggiava in monopattino insieme a un coetaneo rimasto ferito. Si riaccende il dibattito sulle regole della micromobilità. Luca Ciriberti.
L'ultimo caso a Palagonia nel fine settimana, stavolta drammatico. Un ragazzino di 12 anni ha perso la vita e un coetaneo che era con lui sullo stesso mezzo è rimasto ferito e fortunatamente non è in pericolo di vita dopo il ricovero d'urgenza al Policlinico di Catania. Entrambi viaggiavano su un monopattino quando sono stati investiti da un'auto in via Garibaldi. Illeso l'automobilista. I monopattini elettrici possono rappresentare un serio pericolo per la sicurezza stradale perché spesso vengono visti come un gioco. Molti utenti, soprattutto i più giovani, li usano senza indossare le protezioni necessarie come il casco o il giubbotto catarifrangente, aumentando così il rischio di incidenti gravi. E per adottare queste misure di prevenzione non c'è bisogno di alcuna legge, basta il nostro buonsenso. Il caso di Palagonia riapre la difficile questione di regolamentare attraverso obblighi e sanzioni l'utilizzo dei monopattini. I numeri, come sempre in questi casi, parlano chiaro. Nel 2023 i morti su monopattino sono stati 21, nel 2024 abbiamo già raggiunto quota 14, senza contare le migliaia di feriti gravi. Attendiamo con ansia la regolamentazione che verrà introdotta dal nuovo codice della strada, anche perché il monopattino può rappresentare un veicolo di grande aiuto per la mobilità sostenibile e smart delle nostre città. Il nuovo codice della strada nel 2024 introduce anche nuove regole. Per i monopattini una delle novità più rilevanti è l'obbligo di dotarsi di una targa e di un'assicurazione. L'obiettivo è quello di responsabilizzare i conducenti e garantire una maggiore sicurezza sulle strade. Questo vuoto normativo però mette in difficoltà le forze dell'ordine che non riescono ad operare soprattutto nella prevenzione. E sui controlli e sulle regole nella giungla dei monopattini abbiamo sentito il comandante del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Catania, Francesco Cantarella. Sentiamo. Comandante, fino a qualche anno fa non eravamo abituati a vedere tutti questi monopattini per le strade delle città. Oggi è diventato un mezzo comune di trasporto. Assolutamente, il monopattino oggi è uno degli attori della circolazione stradale e il suo utilizzo comunque deve rispondere a precise regole previste dalla normativa vigente. Il primo e importante consiglio che possiamo dare ai nostri teleascoltatori è quello di vestire il giubbetto catarifrangente o le bretelle catarifrangente in orari notturni. L'utilizzo del monopattino è inibito ai minori di 14 anni e fino ai 18 anni è obbligatorio l'uso del casco. Ci sono delle regole da seguire, altre sono in modifica con il nuovo codice della strada, si parla di casco, assicurazioni, targa. Allora, le nuove regole sono in fase di aggiornamento, sono in fase di emanazione, prevederanno l'utilizzo obbligatorio del casco per tutti gli utenti, sia maggiorenni che minorenni, il registrare il monopattino e quindi avranno una vera e propria targa e inoltre l'obbligatorietà dell'assicurazione RCA. Quali sono le infrazioni più frequenti che riscontrate? Ma spesso l'utente che utilizza il monopattino crede di non doversi fermare al semaforo rosso, oppure l'utilizzo delle frecce, quindi l'indicatore di direzione che è obbligatorio. Senta, si sente di dare un consiglio a tutti quegli utenti che utilizzano il monopattino nelle strade delle città? Sì, allora rispettare innanzitutto le regole e i limiti di velocità. Per adesso è un consiglio, ma oltre a essere obbligatorio per gli utenti fino a 18 anni, il vestire il casco comunque può salvare la vita. Utili ma anche pericolosi, ecco come la gente percepisce i monopattini sempre più presenti sulle nostre strade. In attesa di una regolamentazione i catanesi sono favorevoli al casco ma contrari al patentino. Eva Spampinato. Sfrecciano a velocità in mezzo alle auto, utilizzano i marciapiedi come corsie preferenziali, non si preoccupano dei divieti di transito o di attraversare le strisce pedonali, come questo ragazzo. Lo abbiamo visto attraversare e tagliare la strada, di certo il monopattino è un metodo per spostarsi pratico, veloce, economico, anche ecologico, ma sicuramente sempre più pericoloso. Incidente, ho visto incidente, ma sono pericolosi i motopattini. Cresce sempre di più il numero di incidenti, anche mortali, e cresce il coro del malcontento verso un mezzo considerato invadente e pericoloso, che il più delle volte mette a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada, pedoni compresi. Soprattutto perché non sento che sta arrivando. Se viene alle mie spalle non lo sento arrivare. Lo sai usare, non è pericoloso, bisogna stare sempre attenti. Però voglio dire, sono un pericolo, cioè bisogna regolamentare secondo me tutta la situazione. E proprio per questo alcune città ne vogliono limitare la circolazione. E mentre si attende il via libera ai nuovi obblighi introdotti dal codice della strada, la gente è favorevole all'uso del casco. Del casco sono favorevole perché alla fine è una prevenzione.
Il patentino alla fine non lo so. Sì, anche per il patentino, perché comunque è sempre un mezzo, ti metti su strada. Patentino secondo me no, perché è una cosa che affitti così sul momento. Il casco magari sì, se ce lo danno in dotazione. Capitolo a parte dovrebbe essere dedicato all'inciviltà di chi li usa e li abbandona letteralmente in mezzo alla strada, ma anche in mezzo alla piazza Duomo. 2 arresti a Catania per un tentato omicidio del 2021 per questione di eredità. La vittima accoltellata dai parenti a Picanello. Tonino De Mano. Forti contrasti tra familiari per una eredità. Sarebbe questo il movente di un tentato omicidio commesso il 12 ottobre del 2021 a Catania e che a distanza di 3 anni ha portato all'arresto di Benedetto Giuseppe Lamartina, 62 anni, e Gaetano Popolo, di 52, accusati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Le indagini erano state avviate dopo l'arrivo all'ospedale Cannizzaro di una persona in pericolo di vita per ferite d'armatataio all'addome e alle gambe. Secondo la ricostruzione della procura, i testimoni avrebbero tentato di dissimulare l'accaduto, sostenendo che l'uomo si era ferito da solo a casa nel rione di Picanello mentre tagliava la carne. L'inchiesta, grazie al contributo della polizia scientifica e di un video, ha portato ad un'altra ricostruzione della vicenda. Secondo l'accusa, infatti, Lamartina avrebbe colpito con almeno 4 fendenti il familiare mentre Popolo lo bloccava da dietro. Il GIP ha disposto per Lamartina la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti di Popolo quella dei domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. La ricerca affannosa in un cassetto del denaro richiesto per fare rilasciare dai carabinieri un proprio parente stretto, autore di un grave incidente stradale. Eccola la scena della cosiddetta truffa dell'incidente, che si è ripetuta a distanza di pochi giorni a Testa dell'Acqua a Bucchieri nel Siracusano, dove le vittime sono state 2 anziane signore allarmate da finti carabinieri per gli incidenti causati rispettivamente da figlio e nipote. I carabinieri sono riusciti a identificare e fermare gli autori delle 2 truffe, un pregiudicato 44enne nato a Napoli ma residente a Catania e la compagna convivente, una catanese di 40 anni. E cambiamo argomento. A Caltanissetta e polemica per l'installazione di serbatoi d'acqua, associazioni cittadine e opposizione contro l'ordinanza del sindaco Tesauro che mentre la città è assetata prepara altre proteste. Roberta Lunghi. In una Caltanissetta assetata, con l'acqua nelle case ogni 6 giorni e lo spettro dell'esaurimento idrico nella diga Ancipa, vista anche la scarsa prospettiva di piogge, spunta la soluzione dei 12 silos in cemento da installare in città, che, se per l'amministrazione comunale del sindaco Tesauro merita la spesa di quasi 44.000 euro, per molti invece sa solo di sconfitta. Per Leandro Ianni, presidente regionale di Italia Nostra, l'ordinanza contingibile e urgente del comune di Caltanissetta per l'installazione dei serbatoi da 10.000 litri è vergognosa e inaccettabile. Al coro dei no si uniscono le opposizioni. Non è possibile che in piena emergenza idrica la soluzione sia quella dei bidoni. Quindi il sindaco dovrebbe avere un atteggiamento molto meno remissivo nei confronti del presidente della regione e pretendere degli interventi risolutivi per portare l'acqua a Caltanissetta. Un'azione dunque intesa come un issare bandiera bianca insieme all'interruzione della ricerca dei pozzi. I famosi pozzi, quelli da requisire, quelli che abbiamo trovato, quelli che bisognava mettere in rete, dove sono finiti? E poi c'è la questione di come verranno gestiti i 12 serbatoi, se potranno essere prelevati 100 litri al massimo a cittadino o a famiglia, se verranno richiesti lo SPID, la carta d'identità o la tessera sanitaria. Li portino a Palermo, a Palazzo d'Orlean o al Ministero della Protezione Civile a Roma, questi serbatoi della disperazione e della vergogna, prosegue Italia Nostra. E intanto in città riparte la protesta per l'acqua. Le integrazioni fornite dalla società Stretto di Messina per gli ambientalisti non risolvono il grave impatto ambientale. In oltre 600 pagine le loro osservazioni sul progetto. Adelaide Barbagallo.
Il ponte sullo Stretto di Messina è un progetto dall'impatto ambientale gravissimo e irreversibile, non compensabile né mitigabile. A scriverlo nero su bianco una decina di associazioni, tra loro Legambiente e WWF, oltre ai comitati No Ponte, che hanno presentato alla Commissione Valutazione Impatto Ambientale del Ministero nuove osservazioni al progetto del ponte, contestando nel metodo e nel merito le integrazioni depositate alla società Stretto di Messina un mese fa, in risposta alle richieste della Commissione stessa. I 39 tecnici ed esperti che hanno studiato i documenti prodotti in oltre 600 pagine spiegano le motivazioni del loro netto dissenso all'opera, definendo il ponte un progetto ideologico voluto politicamente, indipendentemente dalla sua utilità e realizzabilità, senza che venga analizzato il rapporto costi non solo economici ma anche ambientali e benefici. Nel documento gli ambientalisti lanciano un ulteriore allarme: la realizzazione del ponte interverrebbe in una carenza idrica conclamata. Associazioni e comitati hanno documentato il reale impatto del fabbisogno idrico dell'opera. Il ponte viene inoltre definito un'opera non trasparente che inutilmente e falsamente si cerca di far apparire ben inserita nel paesaggio. Martin Scorsese da ieri è ufficialmente siciliano. Al regista premio Oscar è stata conferita la cittadinanza onoraria di Polizzi Generosa nel palermitano. Non sarei quello che sono senza Polizzi, dice il regista. Marco Gullà. Un lungo applauso e tanta emozione. Polizzi Generosa ha accolto con grande entusiasmo il regista Martin Scorsese, conferendogli la cittadinanza onoraria. L'evento ha riempito le strade del paese di cartelloni di benvenuto e un'atmosfera di festa per il grande regista, i cui nonni emigrarono negli Stati Uniti proprio da Polizzi. Il cognome originale della famiglia, Scorsese, fu poi modificato a causa di un errore di trascrizione. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di conferire la cittadinanza onoraria a Martin Scorsese, un altro figlio illustre di questa terra generosa che è Polizzi Generosa, ma addirittura possiamo dire che è un attributo che tutta la Sicilia e tutti i siciliani possono sentirsi loro, perché è un figlio che ritorna nella sua terra d'origine e per questa occasione è venuto accompagnato dalle figlie, dai nipoti, e quindi per rinsaldare questo legame profondo che lui, americano di terza generazione, ha avvertito da sempre e che oggi ha sancito con questo viaggio di ritorno. Oggi non sarei quello che sono senza Polizzi, ha detto Scorsese, premio Oscar come miglior regista per Departed e in Sicilia anche per girare un documentario sui naufragi dell'antichità. Per il regista, in omaggio, anche una maglia del Palermo Calcio. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. La vittoria contro l'Altamura ha alimentato l'entusiasmo in casa a Catania, tanti gli spunti positivi e da domani si pensa alla trasferta di Foggia, passaggio importante nel momento rossazzurro. Francesco Triolo. L'ottimismo entra nella casa del Catania, il successo contro l'Altamura, ma soprattutto la striscia di 3 vittorie consecutive ha consegnato ai rossazzurri una classifica che testimonia il cambio di passo anche nel rendimento della squadra di Toscano. Cresce il Catania, nonostante le difficoltà legate alle assenze, agli infortuni, alle condizioni non perfette di alcuni giocatori chiave nell'ultimo periodo, che però il gruppo ha saputo affrontare e superare aiutandosi al proprio interno e trovando nella forza del Massimino una spinta propulsiva ulteriore per le ambizioni rossazzurre. La gara contro l'Altamura ha lasciato anche consapevolezza delle proprie potenzialità, di come si possa gestire il gioco e la partita e quanto pericoloso diventa il Catania quando va in velocità. Il cuore, la corsa e gli inserimenti di Carpani, la sostanza e il fiuto del gol inglese, la spinta sugli esterni Guglielmonti e Anastasio, la consistenza della difesa che nelle ultime 4 partite ha subito soltanto un gol e sinora in campionato per ben 6 volte ha mantenuto la porta inviolata. Numeri che fanno bene all'autostima, soprattutto se all'orizzonte c'è una trasferta insidiosa come quella di Foggia, dove i rossazzurri troveranno una squadra sì in crisi, ma che è stata affidata da qualche settimana alle cure di Eziolino Capuano, uno che sa inventarsi qualsiasi cosa, dare continuità ai risultati anche allo Zaccheria. Sarebbe fondamentale per alimentare le ambizioni etnee. Sappiamo che alla fine quando gioco contro noi, che sia in casa che fuori casa, gioco in tutti una finale
e noi dobbiamo farci trovare pronti e continuare su questa strada, perché deve essere una delle tante vittorie. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.